Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Sara, a te la linea. Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà in questa vigilia della solennità di Pentecoste. Ci ritroviamo in un momento, come sempre negli ultimi anni, carico di tensioni internazionali, nazionali e di elementi di preoccupazione per quanto riguarda la pace e la libertà dei popoli. È notizia di questi giorni in cui per me, in quanto operatrice umanitaria impegnata ormai dal 2003 in tutti i teatri di guerra, e della nostra associazione che è impegnata dal 99 addirittura nei teatri di guerra, è imprescindibile dover dire due parole riguardo una notizia che in questi giorni è su tutti gli organi di spero che mi vediate, perché io per un attimo non sto vedendo più nulla. La regia mi informi se per caso dovesse andar via la comunicazione. E appunto la notizia di questi giorni è quella della flottiglia che è stata fermata con questi abusi e questo comportamento, diciamo, ben poco istituzionale di un ministro israeliano. Allora, voi sapete che l'Umanitaria Padana, essendo un'organizzazione di puro volontariato che crede nella pace dei popoli da costruire concretamente, al di fuori delle ideologie o delle faziosità, ma esclusivamente proprio per amore delle vittime fragili, dei bambini che soffrono le conseguenze dei conflitti, non vede di buon occhio delle operazioni molto ideologiche e poco umanitarie come quella della flottiglia, perché in effetti lì gli aiuti, quando parlano di chili di aiuti, rimango con tutte con le capacità di carico anche di una semplice nave, e parlare di chili di aiuti mi suona strano per noi che abbiamo mandato tante tonnellate di aiuti, e che anche solo la mia prima missione in Iraq partimmo che era in aereo esplorativa, la prima in assoluto, dovevamo partire avevamo chiesto di poter trasportare 200 kg di materiale, e solo la nostra prima missione partì con 2,5 tonnellate di materiale. Per quello che dico, è tutto sommato non posso dire di vedere di buon occhio questo tipo di operazioni, che spesso sono più di tipo politico che umanitario, sotto l'immagine della missione umanitaria. E tutto ciò che strumentalizza la parola umanitario, per non parlare di quando si inventarono quel capolavoro di ossimoro che erano le guerre umanitarie, no? Tutto ciò che utilizza il termine umanitario per deformarlo, francamente, mi fa schifo. Ma, e qui c'è da dire un ma grande, paradossalmente proprio quello che ha fatto Israele stavolta ha dato un valore agli attivisti della flottiglia, perché comunque chi manifesta mettendoci la sua carne, il suo corpo e pigliando botte
per un proprio ideale, qualunque sia, utilizzando la non violenza, perché in quell'operazione la violenza è stata unilaterale, ha comunque il mio rispetto. Io lo voglio dire perché, vedete, viviamo in un mondo polarizzato e questo è un pericolo gravissimo per tutti i popoli, perché questo è un processo che è voluto da chi non vuole né popoli né stati né nazioni. Semplificare, polarizzare, dividere i popoli in tifoserie contrapposte, togliere la capacità alle tifoserie, agli ultra, di vedere oltre l'appartenenza alla fazione. Attenzione, questo è il pericolo più grande. Io vedo tanti amici nel mondo cattolico, nel mondo politico, in tutti i contesti. Oggi tu vedi bravissime persone che ormai sono portate a ragionare da ultra, o sono solo con Israele e non sono disposti a vedere in forma critica nulla di quello che viene fatto da Israele, o sono solo con la Palestina e l'Iran e non sono disposti a vedere nulla di ragioni nel campo avverso e addirittura a giustificare le cose, ormai addirittura il terrorismo islamista. E questa polarizzazione di pensiero è la cosa più grave per tutti, perché ricordate che dietro gli uni, dietro gli altri, dietro le guerre, dietro certe nazioni, dietro certe occupazioni, dietro certi atti terroristici, dietro certe ideologie, dietro quelli che provocano, quelli che rispondono, dietro quelli che si difendono, dietro quelli che attaccano, ci sono gli stessi soldi, e gli stessi soldi sono di persone che non amano Israele. Anche lì ci sono, anche nel mondo complottista, e guardate che per me oggi complottista in tante circostanze è da considerarsi. Se complottista vuol dire vedere il dietro, vedere le cospirazioni, vedere cosa c'è dietro certe cose, complottista può essere anche un complimento, ok? Tante volte noi qui abbiamo detto prima delle cose che poi si sono assolutamente dimostrate. Un tempo, quando si parlava di Epstein, si era complottisti, si diceva giù le mani dai bambini, di ideologia gender, si era complottisti, invece, o per non parlare delle pandemie, e invece poi la storia e le prove hanno dato ragione. Però esiste anche lì un complottismo spesso finanziato da coloro che i complottisti teoricamente combattono, che servono a rendere poco credibile qualunque cosa, e a volte si sentono delle cose folli. Perché? Perché oggi si è persa la capacità di analisi, si è persa la volontà della ricerca del vero. Un ultra che va in curva a tifare la sua squadra difficilmente applaudirà un gol meraviglioso fatto dalla squadra opposta, giusto? Ma nello sport questo può essere comprensibile. Non lo è quando non è uno sport. Le guerre noi le leggiamo come tali perché siamo di qui dallo schermo, ma di là c'è carne viva, ci sono bambini che muoiono, ci sono la suora che viene buttata per terra violentemente dal colono israeliano, gli israeliani che hanno subito gli attacchi del 7 ottobre, i cristiani che nel sud del Libano, in tutti i paesi dove noi siamo stati a suo tempo, al Mashhad, Cana, tutti i paesi del sud dell'Italia, cristiani, vi sto parlando di villaggi cristiani che vengono spazzati via in questo momento da Israele, non sono una partita in cui dovete prendere la parte. Per fortuna non ci siete dentro. Chi c'è dentro come fa a non essere coinvolto?
E quindi anche quando si giudicano troppo violentemente le une parti o le altre, teniamo presente che chi c'è in mezzo vive sulla propria carne tutta una serie di escalation, di cose, eccetera, per cui se non siamo capaci tante volte di non essere coinvolti dall'odio, dall'emotività, noi che si allontani, figuriamoci loro. Quindi magari tante volte non bisogna troppo giudicare i popoli in guerra, ma pensare magari con pietà ai bambini, a quelli che proprio non c'entrano niente e che sono coinvolti da una parte e dall'altra, ma e che hanno paura, perché tutti quei popoli hanno paura, ok? Ma noi, ma chi ve lo fa fare di diventare ultra e di buttare all'ammasso la coscienza? Ma chiedete, noi siamo cristiani, noi siamo figli di Cristo crocifisso e risorto. Noi siamo il Santo Sepolcro è al centro di Gerusalemme, città delle fedi, ma Gesù Cristo è risorto e ci chiede di fare i conti con la nostra coscienza e di guardare il bene e il male ovunque siano e di cercare di costruire il bene, perché attenzione, guardate che tante volte, guardate che ci sono già dei think tank, degli studi addirittura legati alla geopolitica e che in America hanno previsto la fine dello Stato di Israele in un tempo abbastanza ravvicinato. Voi credete che tutto quello che sta avvenendo stia facendo del bene ad Israele? Io sinceramente sono una che difende l'esistenza dello Stato di Israele, ma io non sono contenta di quello che sta facendo Israele in questo momento, non sono contenta, ok? Perché vedo troppi innocenti che pagano qualcosa. Capisco che gli israeliani si sentano accerchiati, quindi non giudico assolutamente il popolo israeliano, lungi da me, e anzi mi fa schifo l'antisemitismo crescente. Però attenzione, io sono una che ha visto i tagliagola, perché mi mandava le immagini, che decapitavano degli innocenti con dei coltelli da cucina. Però io so anche che tante volte, e quindi lungi da me difendere l'islamismo, il terrorismo, ma siamo sicuri che è tutto oh. Perché poi io mi ricordo che alcuni militanti di Al-Nusra, lo diceva la stampa israeliana, venivano curati dai servizi israeliani sulle alture del Golan. E oggi a capo della Siria non c'è più il sanguinario dittatore, no, c'è uno di Al-Nusra, c'è uno di quelli che facevano parte del fronte che tagliava le gole. Io sono contenta del regime degli Ayatollah, no? È un regime comunque teocratico, eccetera. Con questo è vero che l'Iran è la base di tutti i terrorismi, è una palla e non posso dirvi, indipendentemente da cosa possano dire la politica, i giornali, la destra, la sinistra, sopra o sotto, che è lì la testa di tutto il terrorismo, perché quelli che tagliavano la gola erano sunniti, wahhabiti, salafiti, non erano quelli che vogliono fare l'occupazione, che si candidano con la destra, la sinistra, il sopra, il sotto, sono quelli che fanno riferimento all'Islam politico, non e che è salafita sunnita, non sciita. Questa è la verità, ci crediamo ancora alla verità, perché vedete, se c'è una preferenza legittima per uno Stato democratico come Israele rispetto a uno Stato teocratico come l'Iran, vale nella misura in cui la democrazia, il laicismo, eccetera, rispecchiano un certo tipo di cultura che è quella occidentale, che però è stata tale perché comunque il riferimento a una verità etica che da Sant'Ambrogio io sono lombarda e rivendico assolutamente la grandezza che fu di Sant'Ambrogio alla base del pensiero occidentale
e dello sviluppo della civiltà occidentale, come scrisse anche Rodney Stark, scrittore tra l'altro protestante americano, quindi al di sopra di ogni storico protestante americano, al di sopra di ogni sospetto, quando Sant'Ambrogio disse all'imperatore Teodosio, cristiano, ok? Quindi c'era stato da poco, in termini storici ovviamente, l'editto di Costantino, il cristianesimo, quindi l'avvento del cristianesimo, la vittoria del cristianesimo, se vogliamo. E c'era un imperatore, Teodosio, che era cristiano, eppure Sant'Ambrogio gli disse: se tu uccidi, tu puoi essere anche un imperatore cristiano, mi puoi anche star simpatico. In più, in quel momento il cristianesimo combatteva contro l'arianesimo, ma se tu per punire un'azione che è stata fatta contro l'impero, che è nella tua legittimità farlo, però raduni della gente innocente in un teatro a Tessalonica e ammazzi le persone innocenti, ma tu in chiesa da cristiano non ci entri se prima non capisci, perché sarai anche un imperatore, ma non sei Dio. È questo che ha cambiato la civiltà occidentale rispetto a tutti i sistemi fondati sul potere assoluto che non deve rendere conto a un'etica. E noi non dobbiamo essere tifoserie semplificate, perché sapete cosa facciamo quando facciamo così? Quando siamo tutti di qua o tutti di là e perdiamo il riferimento all'etica, alla morale naturale, alla morale cristiana, sapete cosa facciamo? Facciamo il gioco di quelli che mettono gli stati gli uni contro gli altri e le religioni le une contro le altre, per distruggerli tutti, perché guardate che il giorno che cadesse lo Stato di Israele sarebbe il primo, perché i mondialisti non vogliono gli stati, non vogliono le religioni e sono sempre dietro le guerre tra gli stati, tra le nazioni, chiamiamole ancora di più tra le nazioni. Le nazioni vuol dire anche identità, appartenenza, cultura, coesione spirituale, e quelli che sono dietro a tutte queste narrazioni e che non vogliono che ragionate e che non vogliono che usate la coscienza quando guardate i singoli fatti, ma solo l'appartenenza o la fazione, vi stanno portando a fare il loro gioco. Arriverà un giorno un anticristo che, quando non se ne potrà più di guerre con la scusa della nazione o della religione, con lo sfondo di Imagine diranno: ah, che bello un mondo senza no countries e no religions too, e allora rimarrà un mondo dove le famiglie sono state distrutte dai loro, con l'aiuto di tanti agenti ideologici che pensano che la genitorialità deve essere distinta dalla generazione. La tecnologia aiuterà in questo sempre di più, e anche l'ingegneria sociale. Coloro che distruggono le nazioni, gli stati, le religioni, le fedi, l'identità, che vogliono un mondo di apolidi, un mondo completamente destabilizzato, dove l'essere umano sarà un prodotto schiavo, senza più avere la cellula di sopravvivenza che è data dalla famiglia, senza avere più l'elemento di identità e di sicurezza che è data dalla propria comunità, dalla propria anche nazione, il proprio Stato, che poi non devono essere mai assolutizzati, perché niente deve essere idolatrato, ok? Perché noi siamo chiamati a un'universalità, che è una fratellanza universale, una, direi, comunione spirituale, ma nella diversità. E c'è chi non vuole diversità, vuole solo caos, che è una cosa differente. L'egualitarismo, il più delle volte, annullamento dell'identità. Quindi state attenti in tutto quello che vedete, di non cedere al pensiero semplice, di non cedere al pensiero o di qui o di là. Oggi il male, così come il bene, c'è dappertutto. Bisogna cercare il bene dove c'è
e non esiste il male assoluto da una parte e dall'altra, ok? Ci sono tante brave persone, ma soprattutto in tutti gli ambienti esiste sempre qualche luce che può contrastare le tenebre. Domani è Pentecoste, ma veramente io chiedo al Signore veramente che almeno noi battezzati usciamo dalla guerra. Io vedo gente che se le dà a colpi di croce, con chi con la bandiera palestinese, chi con la bandiera israeliana in mano. Ragazzi, noi stiamo con Cristo risorto, siamo amici degli ebrei, siamo amici dei palestinesi, siamo amici anche degli iraniani, siamo amici dei russi, siamo amici degli ucraini, siamo amici di tutti perché siamo cristiani. Non facciamo il gioco del diavolo e di quelli che il diavolo, del principe di questo mondo e di coloro che lui guida per metterci tutti contro tutti. Non vedete quanto sta diventando più cattivo il mondo? Bisogna uscire, lo vedete sui social, lo vedete in ogni circostanza. Quanto tutti, veramente l'uomo che diventa lupo, che diventa selvaggio, stiamo precipitando nella barbarie. Dobbiamo assolutamente contrastare questa cosa. Noi nel nostro piccolo, per quanto riguarda il, eh, il conflitto in Israele, stiamo aiutando delle scuole a Betlemme attraverso i frati della custodia di Terra Santa del nord Italia e quindi aiutiamo i bambini nelle scuole senza ideologia, cercando, perché questo è quello che devono fare i cristiani, cercare di essere operatori di pace, operatori di armonia, ok? E non è la guerra a risolvere le controversie internazionali, proprio quelli che si riempiono la bocca della Costituzione più bella del mondo, che in tante parti non lo è, e che magari poi addirittura vanno a votare contro se stessi solo in nome di una difesa di questa cosa, di questo fatto che noi non dobbiamo, che noi rinneghiamo la guerra come elemento di risoluzione delle controversie e ripudiamo la guerra come elemento di risoluzione delle controversie, ce ne siamo completamente dimenticati. Quindi capisco il diritto di difesa dei popoli, però nello stesso tempo anche la difesa dei popoli deve avere delle proporzionalità e deve rispondere a deve rispondere a dei criteri anche la difesa. E questo vale da tutte le parti, la si guardi e la si veda. E mi sembra che c'è troppa gente che vuole arrivare a un re dell'azione, ma a livello mondiale, c'è chi ci vuole trascinare in una guerra mondiale, da cui poi veramente la tentazione di creare un mondo nuovo non è più tentazione, è disegno da tanti anni. E però poi alla fine un conto sono le partite viste in TV, un conto quando già solo uno che gioca a calcio esce con i lividi dal campo di calcio, gli altri applaudono, ma chi sa la differenza tra il fare uno sport, l'impegno, il sacrificio che ci vuole e il tifarlo dagli spalti, può immaginare quanto sia differente essere sotto le guerre da una parte e dall'altra, combattere e fare il tifo. E quindi questo è il mio appello: non siate più tifosi, ok? Acritici, non fate gli ultra, entrate nel vostro mondo, nelle vostre partite del quotidiano e cercate di fare il meglio possibile nelle vostre partite del quotidiano, che già solo nel nostro mondo in continuazione il diavolo, il mistero dell'iniquità, il mysterium iniquitatis, lavora per cercare di strapparvi l'anima. Non consentiteglielo, ragazzi, ma non consentiteglielo mai,
perché veramente si stanno prendendo gioco di noi e guardate che da una parte e dall'altra quelli che si prendono gioco di noi, comprese le narrazioni televisive mediatiche, non lo fanno mai in funzione dei diritti o dei valori o delle emozioni, perché adesso c'è questa cosa, poca mente, molte emozioni, ma serve la mente, serve la ragione, serve fides et ratio, vanno insieme, ricordatevi che la nostra è una fede che si fonda sul logos, concetto nato 500 anni prima di Cristo, con i dialoghi di Platone, Socrate, Aristotele. Queste cose erano già lì, Dio le aveva già preparate nella nostra Europa perché il messaggio cristiano si incarnasse, logos incarnato, e mettesse insieme la logica e la fede, le ragioni del cuore, logos. Poi San Giovanni ha fatto il suo capolavoro, il logos è amore, non c'è più, c'è corrispondenza, ragione e cuore, ma se anche questa è una dissociazione che vi fanno, le emozioni da una parte e la testa dall'altra. Quindi mi raccomando ragazzi, questo è il mio appello per Pentecoste, fatevi illuminare perché abbiate sempre spirito critico e se volete, siccome noi siamo altro da tutto, perché cerchiamo solo di stare dalla parte dei poveri che subiscono le guerre da una parte e dall'altra, aiutateci col 5 per 1000 in questi giorni con il codice fiscale che è 94043800 278. Un altro mondo è possibile, costruiamo insieme la pace. Ciao ciao.